è una legge che intanto è passata in commissione e che la prossima settimana, il 29 o il 30, andrà in Consiglio regionale e vediamo in Consiglio regionale come passa, perché attenzione, in commissione abbiamo fatto un mezzo miracolo, noi i tre consigli regionali, Bondole, Olon e Toscani. Eh, in Consiglio regionale ci sono 60 consiglieri, ce ne saranno un po' meno, e lì ognuno voterà secondo coscienza e secondo scienza e secondo conoscenza. E quindi lì io, fino a che non verrà approvata con le varie modifiche, non mi metto a commentare nello specifico la legge di applicazione, il progetto di legge numero 370 di applicazione dell'articolo 15 della specificità della provincia di Belluno. Però c'è da dire una cosa, che in commissione si è data una linea precisa. La linea precisa è quella di dire: la giunta regionale ha 6 mesi di tempo per individuare le varie materie dell'articolo 13, che sono agricoltura, attività produttive, strade, viabilità, servizi, individuare le materie, cioè la qualità delle materie, quelle a carattere locale, non quelle a carattere unitario regionale, le risorse umane per diciamo, anche far funzionare queste materie, e le risorse finanziarie per poi metterle sul territorio. Quindi l'affermazione che faccio è: il treno è partito. E in senso metaforico speriamo che non sia un treno con grandi ritardi e che non perda praticamente i locomotori. Però il treno è partito, finalmente. Adesso bisogna che il treno faccia una serie di passaggi sulle varie stazioni per arrivare ad un completamento di un riconoscimento specifico, che nel territorio bellunese i bellunesi e le strutture amministrative legate ai bellunesi possono decidere su tante materie in maniera autonoma, senza fare dei salti enormi in avanti, ma disegnarsi le varie attività, dall'agricoltura alle attività produttive alla viabilità, in base a quello che serve, non in base a quello che hanno scelto altri, magari distanti 140-150 km in Laguna Veneta. Questa particolare forma di specificità in questo momento viene diciamo, riconosciuta solo alla provincia di Belluno. C'è un passaggio, il 12 bis, che si fa menzione anche dei territori dei comuni montani del Veneto, che è previsto anche dallo statuto, sempre articolo 15, ed è giusto che sia così, rafforzativo di una specificità montana. Ricordo anche però che i primi 12 articoli di questo progetto di legge, se sarà approvato in Consiglio regionale, riguardano tutta la montagna veneta. È il famoso libro bianco che gli artigiani hanno presentato con un grande battage pubblicitario, hanno fatto bene, un grande lavoro fatto, anche fatto da bravi consulenti. Questi 12 articoli sono passati tutti 12 tranne uno, che è quello del trasporto tipico, ma sono passati ad esempio 2 articoli, l'8 e il 9, che riguardano il raggruppamento fondiario sia per quanto riguarda l'agricoltura sia per quanto riguarda le foreste, e significa che molti terreni che sono abbandonati con dei proprietari che sono distanti anche migliaia di chilometri possono, attraverso questi 2 articoli, se lo Stato non ce li impugna, possono essere riutilizzati attraverso un piano fatto da un'unione montana o da un comune o dalla stessa provincia. Cosa che sembra niente, ma significa recuperare molti terreni. La stessa Latte Busche, che è la più grande cooperativa lattiero-casearia del Veneto, ci indica su un documento che questo è uno dei passaggi fondamentali per dar vita a una nuova economia del territorio e per evitare grandi disguidi per l'abbandono dei terreni.